Ora in onda Filo Diretto. Radio Libertà, fra circa 30 minuti, alle 16:30, vi trasmetteremo in diretta dal Senato l'informativa del Ministro del Lavoro Marina Calderone sul reddito di cittadinanza. Ora invece ci occupiamo di chi non ha mai campato sul reddito di divananza e pensa effettivamente a chi produce e lavora. Stiamo parlando di ANPIT Piemonte. Questo focus su ANPIT sarà condotto da Luigi Sinatora. L'ANPIT è l'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario Piemonte. L'economia è sempre in primo piano, anche in questi giorni abbiamo visto il PIL è in calo, e quindi quando l'economia non va come deve andare ovviamente non siamo tutti felici come dovremmo esserlo, e questo governo sta cercando di mettere in campo numerose iniziative per rilanciare l'economia. Di tutto questo ne parliamo appunto con Pardo Ranellucci, che è il presidente di ANPIT Piemonte, ma per il momento cedo la linea a Luigi Senatora. A te la linea, Luigi. Grazie alla nostra Radio Libertà che consente appunto di parlare. Oggi abbiamo una mezz'oretta di un filo diretto speciale e abbiamo con noi un personaggio veramente interessante, perché è presidente dell'ANPIT Piemonte, che come avete sentito vuol dire Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario. Così, se qualcuno degli ascoltatori vuole approfittare, può anche rischiare di chiamare 029294 7222 e chiedere, perché io a nome di un cittadino volevo fare alcune domande riguardanti per esempio che cos'è intanto questa associazione, poi le regioni della pressione fiscale, oppure qual è la posizione riguardo al salario minimo, oppure le gabbie salariali, cioè quelli che noi tutti vogliamo che qualcuno ci risponda. Chi meglio del nostro presidente qui con noi può dargli delle risposte esatte, così prendiamo atto, magari anche prossimamente ci possiamo continuare a sentire. Adesso io presento, perché il tempo vola, 20 minuti non ci accorgiamo neanche di fare una domanda e non si risponde. Ringrazio appunto il nostro presidente Pardo Ranellucci, che anche per me è nuovo, e quindi gli faccio una prima domanda. Intanto adesso facciamo in modo che si presenti e così ascoltiamo un po' anche la voce. Grazie Ranellucci, a lei la parola. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito, caro Luigi. Intanto devo riscontrare che sei una persona molto proattiva e sul pezzo nonostante la tua veneranda età. Vi ringrazio per l'invito e sono giornate particolari per quanto riguarda il mondo del lavoro, e quindi è una buona occasione per fare magari un'ulteriore chiarezza, dare un ulteriore contributo per chiarire alcune dinamiche che sono ormai oggi su tutti i tavoli dei talk giornalistici d'Italia e su tutti i quotidiani appunto nazionali. Quindi voi vi occupate direttamente di che cosa esattamente come associazione? Allora, ANPIT, Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario, è una organizzazione datoriale, è un'associazione datoriale tra le più importanti in Italia, sebbene nella sua giovanissima età. Ci occupiamo di rappresentare le imprese per quanto riguarda la tutela dei loro interessi giuridici, economici, li assistiamo nelle relazioni industriali e sindacali e tuteliamo i loro interessi da un punto di vista giuridico appunto ed economico. Quindi dovete pensare che come le più classiche e blasonate confederazioni datoriali in Italia, come per esempio la Confindustria o la Confcommercio, nel panorama delle associazioni datoriali più importanti in Italia, da ANPIT appunto ha guadagnato una sua posizione, anche se vogliamo strategica e di primo piano, proprio perché ha avuto la capacità di interagire nel mondo del lavoro, scrivendo e sottoscrivendo 18 contratti collettivi in ogni settore dell'economia che possono dare appunto un sostegno all'impresa in generale oggi in Italia. Ecco Luigi, Presidente, è arrivato un WhatsApp da un nostro ascoltatore che chiede qual è la posizione dell'ANPI sul taglio del cuneo fiscale. Sappiamo che questo governo da luglio fino a dicembre ha messo in campo una misura temporanea appunto per 6 mesi
e per rendere più pesanti le buste paga si parla di circa 100 euro. Qual è la posizione dell'ANPIT in merito? Allora, la posizione di ANPIT in merito alla riduzione del cuneo fiscale è molto pragmatica. ANPIT è una delle più delle confederazioni datoriali in Italia che prima fra tutte ha introdotto nella sua contrattazione collettiva strumenti che andavano a rendere meno leggere le buste paga dei lavoratori, ma anche gli oneri fiscali che devono riconoscere gli imprenditori, cioè il cosiddetto cuneo fiscale, e sono ormai oltre 7 anni che nella contrattazione collettiva ANPIT ha previsto gli accordi di secondo livello e l'introduzione degli strumenti di welfare contrattuali che in aggiunta ai strumenti di welfare aziendali possono efficacemente ridurre il cuneo fiscale. Poi è vero, i governi, questo governo e anche in alcuni casi alcuni governi precedenti hanno introdotto misure di defiscalizzazione che però, come sappiamo, non sono sufficienti a far sì che fare impresa in Italia oggi sia facile, non sono sufficienti e credo che con la nuova delega sulla legge di bilancio che il governo sta discutendo in questi giorni, le risorse possano essere meglio indirizzate, meglio utilizzate proprio in virtù della riduzione del cuneo fiscale e fare in modo che l'impresa in Italia oggi possa trovare respiro, possa lavorare nei confronti della concorrenza con una maggior fiducia. Ecco. Perfetto. Poi Luigi Mitaccio, visto che c'è la polemica in questi giorni sul salario minimo, la posizione dell'ANPIT è più favorevole a un salario minimo, diciamo, di base o per una contrattazione che nei vari settori vada sempre ad agevolare, diciamo, il dipendente o l'operaio? Assolutamente ANPIT, come ha già dichiarato in più occasioni anche il nostro Presidente nazionale, dichiarazioni e opinioni a cui io mi associo perché condivido. La posizione dell'associazione è questa: noi non siamo per delegare il problema ad una legge ad hoc, riteniamo che il salario, siamo tutti quanti molto coscienti che il lavoro oggi in Italia si è impoverito. Riteniamo che questo problema non debba essere risolto con una legge sul salario minimo, anche perché questo dichiarerebbe di fatto il fallimento delle organizzazioni datoriali e sindacali. Cioè il salario basso in Italia è un vecchissimo problema. Se vogliamo, per coloro che spesso si sono trovati a discutere di queste cose, il salario per un lavoratore è diventato basso da quando si è staccato l'idea della scala mobile. Ecco, io assolutamente era uno strumento che magari era adeguato per quella determinata epoca. Oggi quegli stessi strumenti possono essere individuati in parte o in grossa parte e quindi delegati alla contrattazione collettiva. Riteniamo che non sia necessario arrivare all'individuazizione di un salario più pesante, quindi che possa rilanciare i consumi e quindi far ripartire un'economia in generale, l'obiettivo possa essere raggiunto attraverso la contrattazione stessa. Esistono Grazie, strumenti. perfetto. Luigi, a te. Sì. Allora, io volevo dire, a parte il salario minimo, la vostra posizione sulla questione del reddito di cittadinanza, visto che è un argomento molto attuale, secondo voi come la vedete la situazione? La chiusura del 1° agosto per chi ne approfittava, ecco, visto che voi offrite lavoro, controllate il lavoro, discutete per il lavoro e vivete con il lavoro. Qual è la vostra posizione per quanto riguarda questa scelta, diciamo, del governo? Beh, adesso non devo. Intanto Luigi, grazie per questa domanda. Diciamo che è una domanda che rischia però di scadere molto nel politichese. Cerco di essere il più pragmatico possibile perché non c'è dubbio che questi strumenti che fungono da ammortizzatori sociali, da sostegno per
per una grossa parte della nostra popolazione, sono strumenti efficaci. Moltissimi paesi in Europa si sono dotati di questi strumenti a sostegno delle, come dire, delle famiglie che vivono alcuni disagi. Ma anche la natura stessa della norma era strutturata, diciamo, sufficientemente prevedeva un certo tipo di decoro. La stessa norma che fu concepita dal governo Conte era una norma che prevedeva un utilizzo del reddito di cittadinanza pro tempore, cioè non si può pensare che un reddito di cittadinanza, comunque un sostegno, possa essere dato ad una persona, indipendentemente che sia una persona abile al lavoro o non abile al lavoro, perché per i non abili al lavoro ci sono strumenti adeguati ad hoc a sostegno di queste persone, ma per coloro che invece hanno la possibilità di essere avviati al lavoro, lo strumento non può essere, non può essere previsto per tutta la vita. La legge, allora, come fu concepita, prevedeva unitamente a altre istituzioni minori come le regioni, i centri per l'impiego, eccetera, prevedeva il reinserimento dei percettori di reddito nel mondo del lavoro. È chiaro che dopo anni che questo meccanismo non viene attivato, rischia quasi di essere un elemento a sostegno delle famiglie, un elemento dovuto. Bisogna intanto pensare che, insomma, questa nuova compagine governativa aveva avvisato per tempo che il reddito sarebbe stato, la spina si sarebbe staccata, aveva anche detto che l'eventuale chiusura, l'eventuale stop al reddito di cittadinanza sarebbe arrivato attraverso l'introduzione di strumenti di formazione, eccetera, adeguatamente studiati e concepiti e programmati per poter avviare le persone al mondo del lavoro. Ora, c'è stato evidentemente qualche problema nella dinamica di attuazione di tutto ciò. Sicuramente io penso che una delle cause per cui in Italia non si trovano lavoratori non sia da attribuire esclusivamente al reddito di cittadinanza. Sicuramente il reddito di cittadinanza ha contribuito alla mancanza di reperimento della manodopera, ma bisogna tener conto anche di un altro grave elemento sociale, cioè una drastica diminuzione della crescita demografica in Italia. Voi dovete pensare che da uno studio effettuato dal nostro centro studi, articolo 46, di cui ANPIT è dotata, congiuntamente a alcuni dati studiati appunto con l'Istat, abbiamo verificato che in Italia manca un'intera generazione di lavoratori. In Italia, rispetto a 20 anni fa, abbiamo circa 400.000, 500.000 giovani lavoratori che potevano essere utilizzati appunto nelle attività come quelle del turismo, nelle attività alberghiere, della ristorazione, ma in qualunque altro settore economico si volessero impiegare. Abbiamo questo grave problema della riduzione della forza lavoro, anche perché è causato appunto da questo decremento demografico. Questo governo, ma bisogna riconoscere in qualche caso anche quelli precedenti, hanno messo mano a una struttura di legge. Il legislatore, insomma, in qualche modo sta cercando di correre ai ripari, prevedendo strumenti che possano premiare le famiglie o coloro che pensano appunto di avere figli. È chiaro che occorre una vera e propria svolta di coscienze nelle teste di tutti i dirigenti di questo paese. Non escludo nessuno, parlo dei dirigenti delle imprese, anche comprendendo anche i dirigenti delle istituzioni e anche quelle politiche, ma soprattutto anche nelle teste dei lavoratori. L'Italia una volta era una grande nazione legata al mondo della produzione industriale. Io vivo la città di Torino con tutto lo scenario che oggi manifesta. Bisogna concepire che quel tipo di quadro socio-economico è passato, bisogna
voltar pagina, senza dimenticare le grandi peculiarità che quella crescita ci ha lasciato, quella grande eredità, quel grande bagaglio, portare sul tavolo tutto ciò di buono che quella grande storia industriale ci ha lasciato e metterla a disposizione per una nuova vision, per una nuova lettura socio-economica della nostra società. Una domanda. Visto che è un anno che c'è quasi questo nuovo governo, voi nell'industria e nel terziario avete visto un miglioramento di richiesta per lavoro, richiesta di partecipazione, oppure c'è ancora l'assenza che c'era 2 anni fa con la scusa del Covid, eccetera? Perché nel mondo del lavoro pare che ci sia una nota positiva, non per le 400.000 persone che hanno trovato lavoro in questi ultimi 9 mesi, ma nel vostro settore, visto che come Presidente potete rispondere tranquillamente, sia nel settore industriale che nel terziario, che è molto importante perché non tutti ne conoscono la differenza. Com'è la situazione attuale? Poi c'è ancora una domanda perché il tempo vola, ma questo è molto importante. Come vedete voi? È possibile, è plausibile, è positivo o è negativo questo tipo di movimento che si sta creando appunto nell'industria e nel terziario? Queste sono super domande che richiedono interventi lunghissimi e cerco di non essere troppo prolisso nel raccontarvi qual è la nostra visione e qual è anche il mio punto di vista personale. Partiamo da un dato certo, analitico. L'Istat ci ha confermato che il livello di disoccupazione in Italia si è ridotto, siamo scesi al 7% o poco più del 7%, quindi vuol dire effettivamente che si registrano l'occupazione, le nuove occupazioni di tra i 400.000 nuovi lavoratori. Di questo siamo molto contenti tutti quanti. È evidente che se questo è potuto accadere, è accaduto sostanzialmente per 2 motivi. Il primo, una crescita dovuta appunto al rimbalzo del dopo pandemia, del dopo Covid, che di cui ancora gode l'Italia, quindi un momento particolarmente favorevole, anche dovuto, apro una piccola parentesi, alla grande capacità manifatturiera di questo paese. Non dimentichiamo che l'Italia è il paese delle biodiversità, è il paese dei grandi poli tecnologici. Torino, Milano, ma anche alcune nuove realtà regionali del sud dell'Italia come il Molise stanno diventando i nuovi poli tecnologici con la presenza di strutture e istituti scolastici e politecnici all'avanguardia. Manteniamo il nostro patrimonio culturale, storico, museale. Insomma, l'Italia non è certo l'ultimo paese, come spesso piace indicare a determinata stampa, come l'ultimo paese rispetto a quelli europei. Sicuramente anche per questi motivi l'Italia ha la possibilità di ripartire. Comunque sottolineo anche alcuni aspetti analitici che l'Istat ci ha fornito. Poi è evidente che questo nuovo governo ha messo in campo anche delle iniziative. La possibilità di assumere determinati lavoratori sotto i 36 anni con particolari sgravi fiscali, nuove forme che ha introdotto il ministro Calderone per favorire appunto l'introduzione di giovani lavoratori nelle aziende. L'Italia è il paese del terziario, non c'è dubbio. Quando un'economia è sorretta per lo più da piccole e medie imprese, è evidente, no, che il terziario debba essere poi di fatto la spina dorsale della crescita economica di un paese intero. È evidente che ancora molto si deve fare, ancora molto si deve costruire. Volevo fare un passo indietro. Sono le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali di concerto con le istituzioni, ma soprattutto con la partecipazione degli imprenditori, che devono poter regolamentare il mercato del lavoro.
non sto ragionando con un estremo slancio liberale, ma in Italia ci sono registrati al CNEL, che è questo enorme contenitore dove si vanno a registrare i contratti collettivi, ci sono oltre 900 contratti collettivi registrati e questo non è un danno, è ciò che la nostra Costituzione ha riconosciuto e ha attribuito come libertà sindacale, libertà di impresa ai nostri imprenditori. E allora è proprio in virtù di questa libertà costituzionale che ci viene riconosciuta, che vuol dire che c'è fiducia e si dà fiducia all'impresa per poter ripartire. Credo che una legge sul salario minimo, di fatto, per come verrebbe concepito, per come è concepita oggi, come dire, che metterebbe la museruola, creerebbe un'ulteriore briglia alla capacità di avviare accordi di secondo livello che gli imprenditori devono stimolare con i propri lavoratori, e soprattutto c'è la possibilità, grazie alla contrattazione collettiva oggi presente in Italia, quella che ha sottoscritto ANPIT ma anche altre organizzazioni, c'è la possibilità di rendere gli stipendi, rendere le retribuzioni e i salari dei lavoratori molto più pesanti, per esempio legando la crescita dello stipendio alla vera crescita dell'azienda. Presidente, perché siamo in chiusura, 2 domande. Una, se vuole dare gli estremi, se qualcuno volesse collegarsi per avere informazioni dalla vostra associazione, e la domanda finale, però veloce, cosa ne pensa delle gabbie salariali? Quindi come potervi chiedere informazioni e poi la risposta per quanto riguarda le gabbie salariali, così ringraziamo appunto la radio che ci consente di parlare di temi molto molto attuali, ecco, ringraziamoli. Intanto approfitto per ringraziare. Allora, caro Luigi, parto al contrario, quindi nell'ordine, rispetto all'ordine delle domande che mi hai fatto, rispondo al contrario. Per quanto riguarda le gabbie salariali ho appena risposto, cioè credo che sia un istituto ormai superato e obsoleto, ma non vi è dubbio che tutti questi istituti che sono intervenuti nel corso della nostra storia contrattuale, nella nostra storia della crescita delle organizzazioni sindacali e datoriali, non c'è dubbio che le gabbie salariali hanno come dire, fatto didattica. Come ho detto prima, al di là delle gabbie salariali, e soprattutto mi riferisco alle gabbie ideologiche del Novecento, dove c'era una contrapposizione politica fra il datore di lavoro e il lavoratore, le famose gabbie in generale, facciamo che abbandonarle e fare tesoro invece di quello che in molti contratti collettivi è previsto, cioè quella di puntare alla crescita di una comunità mettendo al centro la persona. Quindi, e quando intendiamo la persona parliamo dei lavoratori ma anche dell'imprenditore. Tutto ciò potrebbe scatenare una crescita e il beneficio è per tutti e quindi per una comunità intera. Io ringrazio Luigi per questo invito, insomma è vero che gli argomenti sono tantissimi e quindi magari ci possiamo collegare una prossima volta. Se avete il piacere di ascoltarci, di approcciare alla nostra organizzazione datoriale, basta scrivere a piemonte@ampit.it oppure andare sul sito www.ampitpiemonte.it, troverete tutte le indicazioni di contatto e siamo a vostra disposizione per poter dare fiducia all'impresa, agli imprenditori per ripartire, ma anche ai lavoratori stessi. Grazie. È stato un piacere ascoltarla, Presidente. Naturalmente ci terremo in contatto, magari dopo Ferragosto faremo un'altra bella intervista, sempre mediante Luigi Senatore. Queste sono le associazioni che ci piacciono, che tutelano la piccola e media impresa, anche quella grande, però quella grande ha già i mezzi per tutelarsi da sola. Se mi consenti vorrei fare un inciso su questo. Sì, prego. Allora, rinnovo i ringraziamenti e soprattutto per questo invito. Voglio dire solo questo.
come ho detto prima, il tessuto economico di questo paese è costruito, si fonda sulla piccola e media impresa, su questo non c'è dubbio. In Italia esistono tuttavia anche delle multinazionali, delle imprese che sono grandi nel mondo e ciononostante hanno mantenuto la loro sede legale e fiscale in Italia, e di questo dobbiamo essere fieri. Esistono ancora seri e grandi imprenditori che lavorano tutti i giorni in azienda ispirandosi che ne so, ai famosi agnelli, agli agnelli più famosi, intendo dire, ai famosi Olivetti, eccetera, e ne ho conosciuti personalmente. Ampit, fra le sue aziende associate, annovera anche questi grandi brand internazionali, quindi vuol dire che nel mondo del lavoro c'è spazio per nuovi talenti, per una nuova concezione del mondo del lavoro, e credo che quando si va a ragionare di rappresentanza sindacale occorra farla nel più ampio della sua accezione del termine. Grazie ancora a Pardo Ranellucci, a te Luigi per la chiusura. Io ringrazio appunto il nostro presidente Pardo Ranellucci, sarà con noi anche prossimamente. Chi ha ascoltato la trasmissione, se vuole avere informazioni, chiama in regia, appunto allo 0292947222 e avrà tutte le informazioni utili che riterrà opportuno richiedere. Avete sentito che vi ha dato sia l'email che il codice per poter intervenire con loro, e più di così io ringrazio proprio la nostra Radio Libertà che dà a noi e ad altri l'opportunità di potervi essere utili. Un abbraccio e ci sentiamo, a colpa vostra, ma mercoledì prossimo con Automobile Club Padania dalle 15 alle 16 vi aspetto tutti. Un abbraccio e un bacione a tutti. Grazie. Ciao. Avete ascoltato